Reparti di ostetricia degli ospedali di Castelfranco e Montebelluna chiusi un mese ciascuno in estate per far fare le ferie ai medici. Troppo pochi ginecologi per organizzare turni che garantiscano la sicurezza delle pazienti che devono partorire. Non perché l'ULSS trevigiana non voglia rimpinguare gli organici, la regione ha anzi autorizzato l'assunzione di 12 nuovi ginecologi nella Marca, ma perché non ci sono specialisti e le nuove leve saranno disponibili solo da settembre. Oggi noi viviamo in una carenza di medici specialisti e questa carenza è purtroppo legata alla cattiva programmazione che fa il MIUR, il Ministero dell'Università. Oggi noi abbiamo bisogno di specialisti, la programmazione purtroppo non ce li dà. Il problema sorge oggi con i ginecologi, potrebbe sorgere domani con i radiologi. Allora l'università deve cambiare il corso, deve soprattutto dare più specialisti, altrimenti il sistema non regge, ma non per colpa nostra, perché noi la gente li assumiamo, il problema è che non li troviamo. Ostetricia di Castelfranco chiusa dal 2 al 5 agosto con medici in servizio e pazienti dirottati su Montebelluna. Qui reparto chiuso dal 6 agosto al 6 settembre e a sopperire sarà di conseguenza Castelfranco. Se le università non formeranno nuovi specialisti, nel 2019 il problema sarà risolto assumendo medici stranieri. Come è successo già da tanti anni in Inghilterra, dove appunto la maggior parte dei medici vengono dall'Oriente, dall'India, prevalentemente Pakistan e paesi dell'Est Europa. Medici che ovviamente non sanno neanche bene la lingua, per cui ci sono anche grosse difficoltà di comprensione con i pazienti. Nel 2017, durante l'estate, i due ospedali hanno dovuto far fronte complessivamente a 358 parti, 880 quelli annuali a Castelfranco, 1204 a Montebelluna, numeri che già da soli confermano che i due punti nascita non verranno toccati. È un ospedale a due gambe, cosiddetto, e lo stiamo dimostrando che non si va a smantellare niente. Chi dice che c'era il programma di chiudere dice il falso. Nel 2017 sono state implementate le schede, è stata reinserita nelle schede regionali per l'ospedale di Castelfranco Veneto il reparto di pediatria e patologia neonatale. Questo è un segnale chiarissimo che si vuole mantenere e tenere qualificato il reparto punto nascita di Castelfranco Veneto e tanto meno quello di Montebelluna.